Signori, io vi chiedo un grande applauso perché abbiamo qui sul palco del salotto i Chip. Welcome, benvenuti. Benvenuti. Allora, io intanto come dire, ho una certe aspettative perché so che siete passati dalle grinfie di Fabrizio Citchiapello, poi ci racconterete bene come, dove, perché. So che però adesso siete, diciamo, è appena uscito un vostro lavoro, quindi farete fra poco anche il release party. So un po' di cose, però a questo punto voglio sentirvi suonare. Qual è il primo brano che ci avete portato? Il primo brano che vi faremo sentire si intitola Blue e Blue. non fa parte dell'EP perché è un pezzo che abbiamo scritto recentemente. Ah, proprio ineditissimo. Partiamo Esatto. con un ineditissimo che non Così. c'è neanche, chi lo sa, magari ci sarà nel prossimo. Ci fate questo regalo di un inedito, quindi partiamo con quello che speriamo di vedere, diciamo, domani. Blu, come potrebbe essere il cielo, diciamo. Magari. Magari. Signore e signori, Blu, abbiamo qui i Chip. Racchiudi la speranza nel buio di una stanza. Tu lasci che le ore definiscano i tuoi sé. Come me, quando scorre il tempo resto fermo. Io che vivo alla finestra mentre sogno d'essere all'esterno. Io che non capisco adesso ciò che mi rimane. D'una scorza minimale sto coperto, adesso avverto ogni minima stronzata, anche se minimizzata, anche se scontata, anche se ho preso la pomata sulla pelle. Oh, tutto ciò che non pensavo d'avere, adesso sembra facile per me. Spero solo che il riflesso di sto specchio non sia troppo labile sulla pelle. Oh, tutto ciò che non pensavo d'avere, adesso sembra facile per me. Spero solo che il riflesso di sto specchio non sia troppo labile. Ah. Adesso lascia che ti dica ciò che penso sulla vita, il mondo è tondo. Nuotiamo in un bicchiere d'acqua, il mare è più profondo. Però io non affondo, ci so che questo blu termina di colpo e ci sei tu che lotti contro i miei stessi nei. Come se ciò che sei non lo vuoi, come se ciò che vuoi non lo otterrai mai. Scriviamo sulla polvere, temendo troppo spesso quel vento che ci dà il tormento. Adesso sulla pelle, oh, tutto ciò che non pensavo d'avere, adesso sembra facile per me. Spero solo che il riflesso di sto specchio non sia troppo labile sulla pelle. Oh, tutto ciò che non pensavo d'avere, adesso sembra facile per me. Spero solo che il riflesso di sto specchio non sia troppo labile. Oggi sono sveglio e so che tu lo capirai come me. Oggi sono sveglio e so che tu non cambierai ciò che c'è in te. Io sulla pelle ho tutto ciò che non pensavo d'avere, adesso sembra facile per me. Spero solo che il riflesso di sto specchio non sia troppo labile sulla pelle. Oh, tutto ciò che non pensavo d'avere, adesso sembra facile per me. Spero solo che il riflesso di sto specchio non sia troppo labile. Ah. Grazie. I Chip, questa era Blu, siete entrati, come dire, con molto stile qui nella situazione del salotto e questo era un brano, come dire, nuovissimo, nonostante voi abbiate appena, diciamo, pubblicato 2 settimane fa, Esatto. questo EP che si intitola La vita, l'universo è tutto quanto, Sì. è tutto quanto, quindi diciamo un EP che prende un po' tutto, come dire, Sì, dove prende raccontate tutto, il vostro tutto. universo. Tutto il nostro universo, tutto quello che ci riguarda, tutto quello che ci accade.
Allora, quando è che avete cominciato, diciamo così, con questa formazione? Con questa formazione, adesso È una ti farò domanda ridere, difficile. perché con questa formazione abbiamo iniziato a San Valentino di quest'anno. Ah, proprio vi siete innamorati così a San Valentino? Sì, Eravate tutti senza perché- fidanzate, come andate? Esatto, no, no, no. No, È no, no. che, No, perché uno comincia a San Valentino, cioè quello fidanzato come fa? È strana come cosa. no, vabbè, ma Fidanzate, diciamo, vabbè. Quindi San Valentino è stato... siamo diciamo, legati a San Valentino. siete legati a San Valentino, Sì. questa data è rimasta con questa formazione qui e Con poi vi è questa partito un formazione. fuoco creativo quindi a questo punto perché... Ma sì, in realtà è perché in realtà arriva prima di questa formazione e poi con questa formazione cerchiamo di portarlo avanti. Io sono l'unico superstite, diciamo. Guarda, sono storie di tutti i giorni, ti capisco perfettamente, però direi che vi siete assortiti bene, insomma, Ci siamo trovati vi bene. siete trovati bene a San Valentino, questi, A San con tanto, Valentino. con tanto È un amore. giorno importante. Un giorno Tra importante. l'altro ci tengo a dire che a noi stanno simpaticissimi i cantautori che cantano canzoni d'amore. No, vabbè, è chiaro, ma era così una battuta che anzi poi arriverà Arturo che ci farà chiaramente soltanto canzoni Non d'amore, vediamo mettile nelle tue solo canzoni d'amore, solo canzoni d'amore. Allora, senti, invece questo dicevi era un pezzo nuovissimo, il prossimo fa parte di quello Il che, prossimo appena, brano fa parte dell'EP. che presenterete a breve, mi avete detto. Anche. Esatto, l'EP è uscito il 25 maggio, non mi ricordo. Esatto, è uscito il 25 maggio l'EP e lo presenteremo il 24 giugno al Jazz Club. Ah, Jazz Club, giustamente, una sede giusta per il tipo di musica che fate. Adesso che brano ci fate ascoltare? Il prossimo brano che vi faremo ascoltare si intitola Dentro il tuo stomaco e fa parte dell'EP. Dentro il tuo stomaco, signori e signori, i Chip. Porterai insieme a te regali che la vita ti ha consegnato e mi ricorderò di te perché tutto il tuo presente non è per me. Sai che spesso mi ritrovo dentro il tuo stomaco perché inghiotisci le paure che mi circondano. Riuscirai a sciogliere l'inverno che c'è dentro di me. Mi basterà un secondo, poi ritornerò a stare lontano da te. Pieno di storie senza fine, una prosa con le rime, nuvole che non somigliano più, oh, perché dentro a quel torpore riconosco solo il colore colmo di te con cui disegnerò me. Sai che spesso mi ritrovo dentro il tuo stomaco perché inghiotisci le paure che mi circondano. Riuscirai a sciogliere l'inverno che c'è dentro di me. Mi basterà un secondo, poi ritornerò a stare lontano da te. Sai che spesso mi ritrovo dentro il tuo stomaco perché inghiottisci
ingrottisci le paure che mi circondano, riuscirai a sciogliere l'inverno che c'è dentro di me. Mi basterà un secondo, poi ritornerò a stare lontano da te. Grazie. I Chip qui al salotto questa sera, che ci stanno presentando il loro ultimo lavoro, anche diciamo delle situazioni inedite come quella precedente. Abbiamo accennato al fatto che ci sarà poi un release party, come si dice adesso, in realtà non è solo un party perché suonerete proprio al Jazz Club. Questo succederà tra un paio di settimane perché è il 24 di giugno, abbiamo detto. Adesso vedi che no, il 25 è uscito, il 25 maggio è uscito. Questo 24 25. Infatti mi confondo Oh, fai anch'io. vedere la qua, guarda, ci abbiamo anche la camera. Adesso forse il nostro regista Sergio Olivato. Adoro lì, bellissimi siete. Quella è anche la locandina ufficiale. Ve la siete fatta anche voi la... È vero, però mi dicono da dietro che è San Giovanni, però lo sapete già. Per quello l'hanno quindi messo ci saranno il i 24. vermicelli dentro le ciliegie da quel giorno. Esatto, vedi che te ne intendi. Senta. I Giovanini. Forse i droni. Abbiamo qui il nostro grande Di Angelo Parpaglione, non so se lo conoscete, ma forse il più grande sassofonista che abbiamo qui. Dai, è vero, Quella serata avremo anche il sassofono e una tromba. Quindi Buono, anche la sezione fiati, quindi. sì. Benissimo. siamo benissimo. organizzati bene. Allora stasera vi stiamo sentendo così, senza i fiati, diciamo in versione più roots. Versione nostra, cioè Nostra, questa è la band al completo. Questa è la fiati bella sono- coppa. Sono il deluxe quando c'è qualcosa di più. Allora, perché qua abbiamo i fiati che vogliono. Allora senti, con che brano continuiamo a questo punto? Continuiamo col nostro singolo. È uscito il video l'8 marzo. Festa della donna, voi Esatto. siete Noi- San Valentino, noi- vi piace? a noi piacciono queste Sensibili al sentimento. Che si intitola Mantra. Mantra, Appunto lo potete trovare su YouTube. quindi un pezzo solo su un accordo? No, ho detto magari mantra, due accordi, è un mantra, effettivamente è un mantra. È un mantra, quindi È un mantra, adesso lo sentiamo, loro sono i Chip. combatto la noia torturando pagine. Se scrivo una storia poi mi sento meno fragile. Non è che io conviva assieme a ciò che combatto. Mi basta vomitarlo e prima o poi me ne sbatto. Combatto la noia torturando pagine. Se scrivo una storia poi mi sento meno fragile. Non è che io conviva assieme a ciò che combatto. Mi basta vomitarlo e prima o poi me ne sbatto. È facile da tempo ormai, là fuori è una battaglia ma la maglia giusta e non mi ferirai. La gente piange ma non mi tange. Cammino per strada e vedo più cadaveri del fiume Gange. Resto qui a soggiogare scheletri, rinchiuso nell'armadio della nostalgia che mi accompagna. La claustrofobia che m'attanaglia. Sul muro appendo i sogni, nel cassetto metto i meriti e toritri di stupidaggini. Vomito ancora che ho bisogno dei tuoi argini. Vomito ancora e forse torno a stare bene. Vomito ancora e forse corroderanno le mie catene. Combatto la noia torturando pagine. Se scrivo una storia poi mi sento meno fragile. Non è che io conviva assieme a ciò che combatto. Mi basta vomitarlo e prima o poi me ne sbatto. Combatto la noia torturando pagine. Se scrivo una storia poi mi sento meno fragile. Non è che io conviva assieme a ciò che combatto. Mi basta vomitarlo e prima o poi me ne sbatto. Dipendo dalle lettere. Butto giù due righe come polvere da sciogliere. Resto in piedi, probabilmente non ci credi. L'oscuro passeggero vuole le sue vittime. D'altronde sai che non mi perderai.
Facendo perno sull'esterno butto fuori tutto ciò che mai dirò e mi sollazzerò. Vedi cammino sulle mie certezze calli sotto i piedi. Combatto la noia torturando pagine. Descrivo una storia poi mi sento meno fragile. Non è che io conviva assieme a ciò che combatto. Mi basta vomitarle prima o poi me ne sbatto. Combatto la noia torturando pagine. Descrivo una storia poi mi sento meno fragile. Non è che io conviva assieme a ciò che combatto. Mi basta vomitarle prima o poi me ne sbatto. Ehi. La vita fa ribrezzo, me lo dico spesso, poi mi convinco del contrario, cerco un compromesso. È un po' come il silenzio in una base musicale, più insignificante, tanto più fondamentale. Mi son detto che se smetto d'essere creativo dovrò andare al creatore. Che qui ho finito ma finché respiro vivo ancora fuori e dentro, cercando di ripetermi di non fare del mio peggio. E scusa che il mio mantra mi manca da parecchio, è una corsa contro il tempo davanti allo specchio. Anche se poi è difficile rimanere in voi stessi, perché c'è la moda, stai al passo coi tempi. Ma non voglio fermarmi perché amo ostacolarmi, per poi in un futuro metterci l'impegno. Ma per ora sono fermo a tracciare il mio disegno con il suono, che almeno me lo scegli. Combatto la noia torturando pagine. Se scrivo una storia poi mi sento meno fragile. Non è che io conviva assieme a ciò che combatto. Mi basta vomitarle prima o poi me ne sbatto. Combatto la noia torturando pagine. Se scrivo una storia poi mi sento meno fragile. Non è che io conviva assieme a ciò che combatto. Mi basta vomitarle prima o poi me ne sbatto. Grazie, grazie mille. I Chip. Allora ragazzi, noi se abbiamo capito bene la vostra poetica dovremmo aspettarci a questo punto un brano che si intitola 42. Dico bene, perché forse abbiamo beccato, abbiamo visto il tatuaggio, adesso non so se riusciamo a inquadrarlo, però credo che ci sia lo zampino di un romanzo che ha a che fare con un po' fissati. la guida, cos'è, galattica, La guida galattica, per autostoppisti. Esatto. Dove praticamente la domanda, ma dilla tu che l'hai letto. La domanda, più che altro la risposta risposta all'universo e tutto quanto è 42. La domanda non si sa. Tu hai capito questo 42, quindi che non si sa. Io porto 42 di scarpe, però 42 6x7, non so. 6x7, ce la lascia ancora così un po'. Quindi c'è della numerologia, è un concept album a questo punto, un concept EP quello che avete fatto. Sì. Tra l'altro il titolo dell'EP è il terzo libro, terzo o quarto? Quarto della guida galattica alla fine. Di Douglas titolo, Adams, sì, adesso diamo dei tutti. libri di Douglas Adams. Quindi sono ragazzi che leggono anche, ragazzi diciamo che si informano anche di letteratura, che mettono insieme altre cose, quindi sono consigliatissimi. Andiamo avanti quindi con questo concept, a questo punto la guida galattica per l'universo dove ci porta? Ci porta nella mia testa. È il titolo del prossimo brano, Nella mia testa. Ho capito, nella tua testa. Raccontare un po' quello che ho scoperto. Nella tua testa. Adesso vediamo se è qualcosa che c'è anche nella testa di qualcun altro o se ci sono dei punti, diciamo, di convergenza con altre teste. Signori e signori, questa è Nella mia testa e loro sono i Chip. Guardami, non so nascondermi da te. Io so volare ma mi perdo nelle nuvole. Indosso la mia pelle di parole, solo quelle mi permettono di guardare d'occhi aperti verso il sole. Spegnerò la luce per vedere se dentro la mia testa il temporale si riduce in mere sensazioni. Datemi un ombrello di colori. Voglio camminare dentro fiumi di grigiore. Voglio camminare dentro fiumi di grigiore. Dormo con la luce accesa, tu controllami perché mi sveglio con la testa che pesa e sono mesi che non riesco a scrivere, pensando che forse dentro me dimori una chimera, perché continuo a cercare un pretesto ed essere onesto, sto mangiando polvere.
forse sono troppo bravo a mascherare. E mi pare, se ti pare, che il mio modo di pensare possa avere un senso. Penso troppo spesso ciò che non mi riesce, se ci riesco è come quando dall'asfalto un filo d'erba cresce. Adesso basta, sono stanco della danza che fa il mio cervello fuori e dentro di qua. Mi lascerà o non mi scorderò di ciò che è necessario, dimergolando dalla testa quei pensieri saldi come acciaio. Smetterò di tormentarmi se non riesco ad arrivare in alto, tanto da sentirmi male, tanto da doverlo raccontare lontano dall'essere umano. Presto morirò cercando di salire sulla luna invano. Oh, 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 oh. Voglio camminare dentro fiumi di grigiore. Oh, 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 oh. Dormo con la luce accesa, tu controllami perché mi sveglio con la testa che pesa e sono mesi che non riesco a scrivere, pensando che forse dentro me dimori una chimera, perché continuo a cercare un pretesto e ad essere onesto sto mangiando polvere. Hey! Grazie, grazie mille. Chip, questa era nella mia testa, sarebbe poi la tua, quindi questo grigiore sarebbe la materia grigia praticamente che fluttua, Sì, chi lo sì. sa, quelli sono testi, chiaro. Allora ragazzi, stiamo arrivando alla fine, io vi porto anche i saluti di Raffaello Pisapia, che è un nostro amico, anche qua lo conosco al Lab ed è un vostro estimatore, poi non so se, insomma poi magari ve lo ribadisco, ma abbiamo detto il 24 giugno ci sarà la presentazione di questo EP, noi chiaramente vi facciamo un grosso in bocca al lupo e speriamo di sentire presto anche altre cose perché insomma le state scrivendo, ecco, le facciamo vedere la locandina alle 21, 21:30, insomma comunque poi cercate sulla pagina Facebook. Sì, pagina Facebook, Instagram, c'è tutto quello tutti gli aggiornamenti. che state combinando. Allora adesso con quale brano volete salutare Piazza Vittorio, il Lab e il Possiamo pubblico fare un in altro? streaming? Sì, adesso abbiamo perso sarebbe il nome. quinto questo. Vabbè, se ne avete ancora uno finiamola, buonanotte, dai. Del resto non ci cade. Non era in programma, fuori programma mi piace mettervi in difficoltà, mi piace. Se ce l'avete, se volete fare un salutino così, Ce l'abbiamo. proprio perché per dimostrarvi il un nostro altro brano affetto. nuovo. Un altro brano Così, nuovo, eccezionale, oggi- vedi che riusciamo così a sbirciare in quella che potrebbe essere la vostra prossima produzione, chi lo sa, Sì. questo potrebbe rimanere un Tutti bootleg. spoiler. Tutti spoiler, come si intitola? Non c'è ancora il titolo. Sì, cliché. Cliché, un titolo un po' francese per concludere questo meraviglioso incontro con i Chip. Ascoltiamo ancora un inedito e vi facciamo un grosso in bocca al lupo, ma lo facciamo dopo. Cliché. Presto mi sentirò perso dentro il mio universo, tu stammi vicino. Corro scappando dal mondo ma poi mi circondo di soli cliché. Presto mi sentirò preso dal volto che indosso e non capirò mai se corro scappando da un mondo di rettili identici per mantenere i miei valori termici. Lasciami spazio che sono distrutto e se a terra mi butto è per stare con te. Non mi dilungo, non sento il bisogno di fingere, tu mi fai sciogliere. È colpa delle ore che passo sotto il sole, la mente tesa tipo elastico e poi piastico, ma
Non mastico parole povere da quando a casa mia ci sono pure le pantofole tue. E posso fingere di stare bene quando non ci sei, quando il tempo passa lentamente sopra i miei piani. Ma le mura di sta stanza non contengono il riverbero costante delle nostre lotte senza ripari, senza ripari, senza vincitori né vinti. Realizziamo dipinti sopra un letto ancora olente di te. Che passo i pomeriggi a scrivere di quando siamo soli, perché presto mi sentirò perso dentro il mio universo. Tu stammi vicino, corro scappando dal mondo, ma poi mi circondo di soli cliché. Presto mi sentirò preso dal volto che indosso e non capirò mai se corro scappando da un mondo di rettili identici per mantenermi ai valori termici. Oggi non indosso quel rimorso che mi ha spinto a crescere. Se nell'armadio camicie di forze, fuori sono troppo bravo a fingere, perché su di te potrei scrivere miliardi di parole. Su di te, se stai con me, non potrà piovere. Da soli in un mondo ignorante, biodegradante, un mondo d'opinione costante, a navigare stando in alto mare, a rimediare alle sconfitte più amare. Oggi non indosso quel rimorso che mi ha spinto a crescere. Se nell'armadio camicie di forze, fuori sono troppo bravo a fingere, perché presto mi sentirò perso dentro il mio universo. Tu stammi vicino, corro scappando dal mondo, ma poi mi circondo di soli cliché. Presto mi sentirò preso dal volto che indosso e non capirò mai se corro scappando da un mondo di rettili identici per mantenere i miei valori termici. Grazie, grazie mille. Grazie ai Chip, grazie, veramente è un veramente grosso in bocca al lupo, speriamo di rivedervi prestissimo e insomma tante belle cose anche per questa presentazione. Adesso noi facciamo un brevissimo cambio palco e poi la volta del nostro cantautore Arturo Fracassa. A fra poco. Grazie.